Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale Neolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. Signori, io ve ne ho parlato prima, anzi ve l'ho buttata così prima nel video delle ore 14, no, delle ore 16 se non sbaglio, perché dovrebbe essere uscito alle ore 16, 16 e mezza, non vorrei dire una cavolata. Comunque, vi ho parlato di Federico Chiesa perché YU si sta parlando di questo scambio fra Federico Chiesa e Frattesi dell'Inter. Scambio che si potrebbe fare, questo scambio, ma attenzione perché il Napoli si potrebbe mettere di mezzo. Perché si potrebbe mettere di mezzo il Napoli? Perché stanno arrivando dei rumors da Milano e Nicolò Scira sul giornale scrive: potrebbe tornare d'attualità nei prossimi giorni l'idea di uno scambio col Napoli. Raspadori a Torino e Chiesa in maglia azzurra. La sensazione è che Fede non abbia alcuna fretta avendo il coltello dalla parte del manico. E anche questo è vero, ragazzi, perché Federico Chiesa attualmente è sempre un giocatore della Juventus. Cari tifosi juventini, visto che voi siete lo state massacrando a Chiesa, te ne devi andare, sei un mercenario, sei un uomo di merda. Ma Chiesa è stato sempre sincero, Chiesa l'ha detto: io voglio fare il rinnovo con la Juventus, se qualora la Juventus non mi ritiene più all'altezza di giocare nella Juventus, io vado via. Ma siccome il ragazzo attualmente ha ancora un anno di contratto, il ragazzo potrebbe anche stare un anno fermo e dire: oh, sai che c'è? Mi sta chiamando Marotta, mi sta chiamando Conte, sai che faccio per fare il dispetto? Mi continuo a prendere i miei 5-6 milioni, quanto ne prende Chiesa a stagione, no? Ora non mi ricordo di preciso. Mi pagate lo stipendio perché mi continuate a pagare lo stipendio e io sto qui bello, beato, mi alleno da parte, non c'è nessun problema e poi l'anno prossimo si vedrà, però le 12 mensilità me le date. Ragazzi, lo potrebbe fare Chiesa, lo potrebbe fare veramente. Allora, come già detto, voglio. Vi siete iscritti al canale? L'avete lasciato il tasto like e il commento? Dai che sono fondamentali, visto che dobbiamo arrivare ai 9k entro la fine dell'anno. Detto questo, io ve l'ho detto nel video precedente che si potrebbe chiudere anche questo scambio fra il Napoli e Federico Chiesa, ovvero Raspadori che va a Torino e Chiesa che viene a Napoli. Si potrebbe fare, perché si potrebbe fare? Si potrebbe fare perché Giuntoli c'ha il pallino proprio di Giacomino Raspadori. E Raspadori secondo me accetterebbe molto volentieri la destinazione Juventus, visto che la Juventus quest'anno c'ha la Champions League, il Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, c'ha talmente tante competizioni la Juventus che secondo me Raspadori un pensiero ce lo potrebbe fare tranquillamente di andare alla Juventus. Juventus che, continua Nicolò Scira, dice su Federico Chiesa c'è anche l'Inter che spera di bloccarlo subito per poi prenderlo il prossimo anno, ovvero a parametro zero. Un'ipotesi che la Juventus vorrebbe evitare ad ogni costo. Chiesa ancora in 9 mesi di contratto? Oddio, io vi ho detto 12 mensilità, ovvero non sono 12 mensilità, sono 9 mesi di contratto. Scusatemi, pardon. E intanto il prezzo del suo cartellino è calato a 15-20 milioni di euro, cifra che la Juventus sarebbe disposta ad accettare pur di monetizzare sulla sua cessione. Così Nicolò Scira scrive sul giornale. Ed è clamoroso, ed è clamoroso veramente, perché io ve l'ho già detto, ci sono tanti tifosi juventini che stanno massacrando Federico Chiesa. Prima era il loro idolo, come Federico Chiesa è il più forte della squadra, Chiesa di qua e Chiesa di là, la Chiesa al centro del villaggio. Ma poi oggi, visto che stanno uscendo queste notizie, ovvero Chiesa vicino alle Chiesa vicino all'Inter o Chiesa vicino al Napoli, stanno uscendo tutta la vostra cattiveria nei confronti di questo giocatore. E vi ripeto, il ragazzo è forte, Federico Chiesa è forte, ci ha avuto tanti infortuni nella sua carriera, questo è vero, però ragazzi, Chiesa secondo me potrebbe farti fare ancora la differenza, e se quest'Inter qui si va a prendere Federico Chiesa a parametro zero, e attenzione che lo potrebbe fare perché già l'ha fatto con Zelischi, sappiamo tutti come è andata a finire con Zelischi
e il Napoli, no? Dove Meluso poi ha detto ah non è stata colpa mia, non ho fatto subito, ho aspettato. Ecco, la stessa cosa che sta facendo la Juventus con Federico Chiesa. In effetti lo dice anche Niccolò Scirai, dove dice sì, Chiesa però dalla sua c'è il coltello dalla parte del manico, perché lui può decidere di rimanere alla Juventus tranquillamente, visto che il grande Thiago Motta ha detto che ne ha fatti fuori 8, Thiago Motta ne fa fuori 8, ne ha fatti fuori 8, allora c'aveva ragione Allegri la passata stagione quando diceva che la squadra non era competitiva per giocare tutte quelle partite, la squadra non era pronta per affrontare, per lottare per lo scudetto, e allora vedi che Conte, scusatemi, che Allegri ci aveva ragione, e quindi gli allegrani a questo punto ci avevano ragione, però le cose le dovete dire, dovete essere onesti e dovete dirlo, guardate che forse sotto sotto Allegri la squadra faceva cagare, ci aveva ragione, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo, perché io sto leggendo veramente e sto vedendo tanti video di tifosi juventini, il traditore di cosa, traditore di cosa, scusatemi, traditore di cosa, io sinceramente questo grande tradimento non lo vedo, anzi Chiesa dovrebbe essere, più Federico Chiesa dovrebbe essere si dovrebbe sentire tradito dalla Juventus, visto che gli era proposto questo, gli è sempre stato detto scusatemi, a fine anno, vediamo, a fine anno facciamo il rinnovo, e poi non è stato fatto nulla. Però ecco, a me questa idea di Chiesa al Napoli intriga, mi arrapa, e non poco, perché anche di molti tifosi napoletani, visto che oggi è uscita questa notizia, stanno molto guardando i rumors di calciomercato. Ci sono molti napoletani sulle pagine social che scrivono ragazzi, andiamoci a prendere Chiesa, cambiamo modulo e ci andiamo a prendere Federico Chiesa, perché con Chiesa possiamo veramente fare qualcosa di tanta roba, e cioè non hanno ragione, non hanno tutti i torti, perché con Federico Chiesa tu c'hai Kvara, Chiesa, Osimhen barra Lukaku lì davanti, cioè ragazzi tu c'hai un tridente della Madonna, il tridente che veramente ti può giocare lo scudetto al primo anno di Antonio Conte. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, io vi saluto e naturalmente qualora ci fossero aggiornamenti di calciomercato per quanto riguarda la trattativa fra Gaetano e il Parma ci saranno aggiornamenti, attenzione perché mi è arrivata la notifica, perché si parla anche di Khedira, perché anche il Parma sarebbe interessato il Cagliari sarebbe interessato a Walid Khedira, quindi anzi anche il Parma, perché dicono da Milano che il DS del Parma è atteso a Napoli per chiudere l'affare Gaetano, duello col Cagliari per Khedira invece, quindi il Napoli ne potrebbe vendere 3 e non solo 2, quindi potrebbe vendere sia Khedira, Gaetano e il buon Simeone all'Atalanta. Staremo a vedere come si va a concludere il tutto. Io ve lo ripeto, se qualora questa sera dovessero arrivare ufficialità o ulteriori, scusatemi, news di calciomercato, ve le porterò qui sul canale, non vi preoccupate, però l'importante è che attivate la campanellina così vi arriva la notifica. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli, ciao aiù!